Allora, siamo in chiusura a pochi minuti. Volevo parlare da una parte dei trapianti e quindi avrete tra poco una novità importante, no, da quel punto di vista per gli esami, dal punto di vista immunologico. Sì, io devo ringraziare sempre la Regione perché ci ha individuato, anche in questo caso il dottor Mantoani, il nostro direttore generale della sanità, e ovviamente l'assessore, il presidente, perché ci hanno fatto un grande regalo, secondo me, per un ULSS come la nostra, che è un'ULSS periferica, non è una ULSS hub, cioè quindi provinciale, di riferimento. Ci sono anche le ULSS Lab? Sì, ci sono anche le ULSS hub, sì, quelle provinciali o le aziende ospedaliere, insomma, perché ci hanno fatto un bellissimo regalo. Noi diventeremo il centro di riferimento per l'immunologia dei trapianti, e mi spiego, del Veneto, ma poi del Triveneto di fatto. Quando una persona deve essere trapiantata, deve fare degli esami, sia per il donatore, sia per il ricevente, degli esami prima per donatore e ricevente e post poi per il ricevente, cioè per colui che ha il trapianto, perché deve essere controllato, eccetera, eccetera. Ecco, tutti questi esami che si continuano ancora a fare, ma che diciamo, da giugno di quest'anno non sarà più così, vengono fatti in Lombardia, perché c'è un centro di riferimento e viene fatto in Lombardia, quindi la Regione Veneto li manda in Lombardia. Che quindi è un costo anche, tra l'altro. Sì, con un costo maggiore, esatto, eccetera, eccetera, però era un po' il centro di riferimento, diciamo, del nord Italia. Oggi la Regione Veneto ha deciso, ma anche perché essendo eccellenza il Veneto era giusto che queste cose le facesse direttamente il Veneto, e alla fine ha deciso di collocarlo, metterlo da noi. Quindi noi, diciamo, entro quest'anno partiremo anche con questo centro, che è un centro di riferimento importante, e questa è una grande soddisfazione. Stiamo preparando i nostri operatori che stanno andando a imparare come fare gli esami e poi appena loro sono preparati e qualificati e fatta la fase dell'accreditamento, perché dovremo fare l'accreditamento che è nazionale e europeo, partiremo con questo. Beh, è un'altra cosa importante, anche cioè avete tantissime cose che devono partire. Certo. Poi la novità, se ne è parlato della prenotazione per i sordomuti, un servizio per i sordomuti. Sì, questo devo ringraziare l'associazione dei sordomuti, perché era una cosa che neanche noi avevamo colto. L'importanza di creare un qualcosa di alternativo alla telefonata al CUP oppure all'arrivare allo sportello. E quindi abbiamo studiato col Lei prima mi raccontava, cioè, uno non ci pensa, però un sordo muto non può parlare, non può neanche sentire, quindi e molte volte non ha la persona che lo può fare. Esatto, non quindi è una banalità, però è una cosa fondamentale che non è banale. Non è banale per niente, anzi io ribadisco, li ringrazio perché proprio non c'era passato neanche per il lume della testa. Loro hanno sollevato il problema ed è vero, è un problema reale. Abbiamo trovato questo sistema che è semplicissimo, perché adesso loro possono prenotare tranquillamente al computer con un link particolare, entrano, prenotano, entro 3 giorni noi rispondiamo dando a loro la prenotazione, il giorno e quando devono venire, e mandandogli anche la stampata, di modo che loro se la stampano, per cui arrivano direttamente e fanno la visita. Questo è un po' l'uovo di Colombo, lo so anch'io, è una cosa, però sicuramente siamo riusciti a dare una risposta. Hanno già fatto delle prenotazioni e da quello che so sono anche contenti di come funziona il sistema. E anche da fuori regione vi chiamano, fuori USL vi chiamano? Sì, certo, abbiamo avuto anche dalla regione Sicilia una richiesta, visto che hanno visto appunto su una trasmissione nazionale, hanno visto e ci hanno chiesto di poter avere diciamo il modello che noi abbiamo fatto per poterlo fare anche in Regione Sicilia. Ecco, so che poi è una problematica che hanno anche le persone anziane, no? La difficoltà nelle prenotazioni, i servizi. Voi l'avete affrontato anche in passato questa questione, vero? Sì, questo è un altro problema, e anche qua cerchiamo di favorire in qualche modo via CUP le persone anziane, se non ce la fanno, di vedere, di trovare, di chiamarle a casa, di vedere in qualche modo di aiutarle, anche se effettivamente il problema esiste, perché la persona anziana ha sempre problemi o di arrivare direttamente o anche di utilizzare il mezzo informatico, il PC, perché non è semplice per loro. In qualche modo cerchiamo di aiutare anche loro. Ha una spina al fianco in tra tutte queste eccellenze, queste cose. Tantissime. Ha tante spine anche, no? Sì, sì, tante spine, sì. Tante spine, perché vorrei che le liste d'attesa fossero sostanzialmente si riducessero immediatamente a zero. Ecco, una cosa, sarebbe un sogno. Lo tendiamo, vorremmo farlo, faremo di tutto, però voglio dire, questa è la prima spina. La seconda spina è il pronto soccorso,
Vorrei Però un tra pronto poco, soccorso dai. dove la gente non aspetta o aspetta quello che è giusto aspettare e non ecco, ore. Quindi, e vorrei poi la terza spina, anche se sono tanto bravi, devo dire, i nostri operatori, che anche quel 8%, 7% di operatori che ancora rispondono male alla gente, sono scorbutici, eccetera, cominciassero a capire che i loro problemi li devono lasciare a casa e quando lavorano è importante, insomma, l'utente. Poi uno, se ha problemi, come tutti noi abbiamo problemi, sono comprensibili, però ecco, non si possono sfogare i propri problemi sugli utenti. Ecco, quel 7-8% che ancora manca, vorrei che anche questo, diciamo, si adeguasse al 92-93% che invece tratta bene la gente. E delle eccellenze quali sono? Che ne avevamo parlato anche in passato, eccetera. Le confermo, quali sono secondo lei i reparti eccellenza, dove veramente potete contendere a livello nazionale e siete anche attrattori a livello nazionale? Beh, guardi, io sono, l'oculistica lo dico e non lo dico in trasmissione perché stiamo facendo una cosa importantissima, ma siccome prima deve riuscire, la vedrete credo in tempi brevissimi, l'oculistica è un'eccellenza per definizione per noi. Ecco. Quindi confermata? Sì, ma viene confermata e anche dico, rafforzata da questo punto di vista. Staremo a vedere. Poi io personalmente ritengo che la nostra urologia, anche con l'utilizzo della chirurgia robotica, sia una urologia di eccellenza a livello veneto. Questo vale anche per l'ortopedia, ma devo dire sono felice, vale anche per le nostre chirurgie, che stanno facendo dei numeri importanti, ma non bastano i numeri, sono anche gli esiti rispetto agli Infatti, interventi. esatto. E gli esiti, effettivamente non abbiamo esiti negativi, perché quando si parla di chirurgia, e anche magari una chirurgia d'urgenza, quando serve, purtroppo capita, purtroppo perché siamo umani, lo siamo noi, lo sono i chirurghi, che ci sia l'errore magari anche in buona fede per tutta una serie di motivi. Devo dire che questi esiti non ci sono negativi, per cui quando non ci sono gli esiti negativi si fa un bel volume di lavoro come lo stiamo facendo noi su casi importanti, vuol dire che è una chirurgia generale che funziona e quindi anche le due chirurgie generali funzionano bene. Che è strategico. E poi le medicine che sono molto cambiate, hanno cambiato mentalità, stanno diventando medicine moderne e questo è importante, quindi stanno molto migliorando e arrivando anche loro a dei livelli ottimali. Perfetto. Allora, il tempo è finito, quindi siamo arrivati proprio al termine. Noi la ringraziamo, speriamo di averla presto con noi per raccontarci altre novità, magari entrare più nello specifico anche con i vari primari che la possano accompagnare. E ringraziandola, facciamo in bocca al lupo, ringraziamo i nostri telespettatori di averci seguito. Noi ci vediamo naturalmente domani. Grazie. Grazie a lei e a tutti.